Prodotti di quarta gamma, come li state sviluppando? Ma noi proprio con la modifica del disciplinare dell'IGP, del radicchio di Chioggia, siamo riusciti questa modifica, che non sono mai semplici, perché devi rapportarti con la regione, poi col Ministero, poi con la Commissione europea. Nel 2020, 14 luglio 2020, mi hanno fatto un regalo con gli anni 14 luglio, quindi la Commissione europea ha dato l'ok a questa modifica. Praticamente cosa riguarda? Che la busta è ritenuta adesso come un contenitore uguale agli altri. Ovviamente questo passaggio non è stato un passaggio semplice, perché dentro la busta c'è il radicchio tagliato, che non è riconoscibile se qualcuno vuole fare il furbo, diciamo, in questo. È chiaro che bisogna che ci sia tutta una serie di tracciabilità che determini che quel radicchio poi tagliato Julien all'interno della busta è proprio quello. Noi abbiamo un paio di soci che stanno incominciando a lavorare con questo, e spero che prenda piede, perché è quella forma anche di contenitore dove, proprio perché è un contenitore nella busta, si può scrivere la storia, e noi abbiamo bisogno di raccontare la nostra storia, che è anche una bella storia, una storia di sacrificio, di lavoro. I nostri padri ci hanno dato questo regalo di questo prodotto, e attraverso questo racconto possiamo definire in maniera precisa e identitaria, ecco, un valore territoriale. La busta ha avuto, ecco, nell'aspetto generale della crisi dei consumi, con il lockdown, dove tutti avevano più tempo, no, di fare da mangiare, tutti siamo diventati pizzaioli e tutti hanno ripreso, perché erano chiusi i ristoranti, gli alberghi e così via, a consumare in casa, e quindi si andava a prendere il radicchio o le insalate o altre normali, non in quarta gamma. Quindi la quarta gamma è andata in crisi in quel momento. Sta recuperando lentamente in una situazione di crisi generale dei consumi. Quindi non ci sono degli elementi veloci. Ecco. Queste riflessioni in termini generali dei settori si stanno, come dire, consolidando, perché bisogna capire che ogni elemento, ogni particolare settoriale ha i suoi problemi in questo. I costi sono aumentati anche per loro, i costi energetici sono aumentati. Immaginiamo i film che ci sono della busta, il trasporto, l'utilizzo delle celle frigorifere, perché hanno bisogno di immagazzinare poi. Cioè, tutte queste cose qua stanno determinando degli elementi di incertezza importanti. Quindi è per questo che bisogna avere delle certezze. Anche a Chioggia abbiamo bisogno di certezze, che partono proprio anche dagli elementi di gestione. Poi il mondo sta andando avanti. È un prodotto valido per l'estero, questo della quarta gamma? Eh sì. Per portare il prodotto Chioggiotto fuori proprio dai confini? Sì, ma ci sono. Allora, per l'estero ovviamente c'è bisogno di avere delle tecniche di conservazione all'interno della busta, i tempi limitati, set life, no? Quanto dura il prodotto. È chiaro che più c'è una tecnologia per conservare questi prodotti all'interno della busta, meglio è, perché puoi raggiungere i posti più lontani. Noi abbiamo fatto, per un paio d'anni siamo andati nei paesi nordici, nel senso che siamo stati a Helsinki per la settimana della cucina italiana nel mondo, proprio per creare questi presupposti di conoscenza.
ci siamo riusciti, non ci siamo riusciti, poi le dinamiche sono particolari, però è chiaro che i paesi nordici che hanno un potere d'acquisto maggiore sono dei mercati molto Appetibili. interessanti. Proprio per questo, anche come attività, siamo stati alla fiera di Rimini, al McFruit in primavera, maggio, e in una maniera molto diversa dagli approcci che avevamo avuto sulle fiere. Prima era il consorzio di tutela che partecipava a queste fiere, per la prima volta abbiamo fatto insieme i due mercati, attraverso la supervisione della Camera di Commercio di Venezia e Rovigo. Il mercato di Lusia e il mercato di Chioggia sono stati insieme in quella fiera. Con questa idea l'abbiamo riproposta, la Camera di Commercio ci ha dato un ulteriore sostegno e saremo presenti anche a Fruit Logistica, che è la fiera dell'ortofrutta più importante al mondo, a Berlino i primi di febbraio. E l'approccio anche questo di rapporti, del parlarsi, di creare delle situazioni tra mercati, proprio nella logica della riorganizzazione dei mercati. Non siamo i nemici o loro non devono considerarci dei nemici, siamo tutti dentro a una stessa situazione critica e dobbiamo trovare degli elementi, e anche l'attività promozionale aiuta, no? Poi ad avere degli accordi di programma, di formare delle reti, così come sono state evidenziate proprio dai grossi mercati cerealimentari di Padova e di Verona. Quindi loro fanno parte di un sistema dei Italmercati, sono una ventina di grossi centri agroalimentari, però poi hanno bisogno anche del territorio per creare questo. Ecco, questa è la grande riforma e quindi ecco la modifica delle leggi. Noi possiamo, credo, nella nostra specificità del radicchio, inserirsi all'interno di questo contesto. La Regione Veneto, proprio anche in quel convegno, con Alberto Zanol, che è il dirigente appunto che affianca Caner, l'ha detto in maniera molto evidente: i radicchi sono l'elemento di produzione importante. Il Veneto è l'unica regione che si avvale dell'IGP per tutti i radicchi, quindi è un elemento di forza anche mediatica, di qualità, che va attenzionato e si devono trovare le soluzioni più idonee. Ecco, il nostro mercato è inserito in tutto questo contesto.